Allora, quest'anno noi abbiamo cominciato parlando proprio della guerra, dello scoppio della guerra. Io ho messo in risalto questo concetto che italiani brava gente, come siamo stati abituati a conoscerci, non è vero, perché alla fin fine anche gli italiani hanno fatto, quando hanno invaso altri paesi, hanno fatto tutto quello che gli eserciti occupatori fanno nei confronti dei popoli che vengono sottomessi. E quindi infatti l'Italia insomma porterà di questa seconda guerra mondiale anche la responsabilità di essere stata corresponsabile dello scoppio della guerra, anche se la guerra inizia un anno, però diciamo che già un anno prima anche l'Italia, cioè la guerra inizia, la seconda guerra mondiale nel 1939 con l'attacco tedesco alla Polonia, però dobbiamo ricordarci che nel 1939 anche l'Italia fa un'operazione di occupazione occupando l'Albania, quindi diciamo già prima dell'inizio dello scoppio della guerra anche l'Italia aveva preso un'iniziativa che la portò a occupare un paese straniero. Abbiamo detto però che l'Italia, anche se entra in guerra quasi un anno dopo, non è preparata per fronteggiare una guerra moderna. Anche i vertici militari cioè pensavano ad una guerra come era stata la prima guerra mondiale, una guerra di trincea. Quindi avevamo detto che l'Italia non era preparata per fare una guerra moderna, chiamiamola così, perché la seconda guerra mondiale, contrariamente a quanto avverrà nella prima, sarà una guerra non di trincea, in qualche occasione anche di trincea, però sarà una guerra di movimento, in cui in pratica più che il numero degli uomini contava l'attrezzatura, i mezzi, e quindi diventeranno importanti la seconda guerra mondiale, anzi fondamentali, l'aviazione, la marina, che durante la prima guerra mondiale non avevano avuto un ruolo importante. E l'Italia, diciamo, si troverà impreparata alla guerra sia dal punto di vista economico che dal punto di vista militare. Economicamente l'Italia non aveva, come non ha oggi, né materie prime né come stiamo vedendo, né fonti energetiche, per cui era come oggi del resto, noi siamo importatori di queste materie prime, le lavoriamo, le reesportiamo, ma già in quel periodo l'Italia quindi non aveva né fonti energetiche né materie prime e quindi era dipendente dalle importazioni. La dichiarazione di guerra all'Inghilterra provocherà praticamente il blocco dei trasporti via mare, perché teniamo conto che l'Italia non poteva né attraversare il canale di Suez né quello di Gibilterra, che erano controllati dagli inglesi, quindi la dichiarazione di guerra agli inglesi comporterà la fine diciamo, dei rifornimenti che potevano arrivare da altre parti. E inoltre non aveva diciamo previsto come avverrà invece per la Germania delle riserve strategiche di tutti i materiali che potevano servire per la guerra e di conseguenza fin dall'inizio l'Italia sarà dipendente economicamente dalla Germania, perché l'unico paese con cui poteva commerciare, da cui poteva avere i materiali che servivano, rimaneva la Germania. Quindi economicamente l'Italia non era preparata, ma non lo era neanche militarmente, perché se vi ricordate, sì, Mussolini vantava 73 divisioni, ma sostanzialmente allo scoppio della guerra appena 10 erano pronte per mettersi in movimento. E diciamo di tutte queste divisioni solamente una era motorizzata, quindi diciamo e il fatto che i militari italiani dovessero muoversi a piedi lo vedremo drammaticamente in due circostanze: in Africa e in Russia, quando verranno tutti presi prigionieri perché effettivamente non avevano la possibilità
di ritirarsi come facevano i tedeschi. Prego. Posso chiedere, la motivazione di fondo che l'Italia occupa l'Albania, la Jugoslavia e altre campagne, perché scopo? La scopo è di grande potenza, perché comunque l'Italia aveva ambizioni, soprattutto chiaramente non poteva guardare a nord perché c'era la Francia, c'era la Germania, però la penisola balcanica era un territorio che poteva essere appetibile, diciamo, no? Anche perché storicamente, diciamo, pensiamo alla Dalmazia, pensiamo a tutti quanti questi territori già romani, veneziani, insomma, però diciamo c'erano degli interessi economici anche che potevano interessare. Certamente l'Albania, come era allora e ancora oggi, insomma, un paese piuttosto che poteva rendere poco, insomma, economicamente. Sì. L'Albania dopo, insieme all'Arabia Saudita, ha la stessa percentuale di petrolio, solo che loro non lo estraggono. Sì, ma hanno cose, piccole cose, voglio dire, no? Comunque, cioè, non sono, ecco, non è il Medio Oriente, insomma, voglio dire, eccolo. E quindi, diciamo, anche militarmente, e quindi non solo mancavano le divisioni motorizzate, ma anche mancavano, soprattutto era stata fatta la scelta di non produrre i carri armati. Noi avevamo i carri leggeri venivano chiamati, quelle che venivano chiamate le scatolette di sardine, perché erano piccoli e facilmente vulnerabili, quindi non avevano confronti con i carri armati delle altre nazioni. E sarà diciamo molto importante il fatto che verrà fatta la scelta di non costruire le portaerei, e quindi che avranno un ruolo importantissimo invece, non solo nel Mediterraneo, ma anche, pensiamo alle battaglie che avvennero nell'oceano, nel Pacifico, no? Fra americani e giapponesi. E questo limitava anche il movimento della forza armata più efficiente che l'Italia aveva, cioè la Marina. Perché la Marina, diciamo, non poteva muoversi con grande libertà in mare, perché non poteva allontanarsi più di tanto dalle coste presidiate dall'aviazione, perché non aveva copertura aerea, e quindi la copertura aerea sarà indispensabile diciamo, durante la seconda guerra mondiale, appunto per il movimento della flotta. Inoltre la Marina si muoveva un po' al buio, perché non disponeva, come quella inglese, dei radar, quindi era, diciamo, efficiente militarmente, ma tecnologicamente molto meno attrezzata per quanto riguardava il confronto con l'Inghilterra, insomma, no? E anche per quanto riguarda l'aviazione, sì, non era diciamo una forza armata molto sviluppata, tecnicamente e tecnologicamente non era confrontabile né con quella tedesca né con quella inglese. Quindi, diciamo, sia economicamente che militarmente l'Italia era debole, no? E questa situazione, come abbiamo visto, era a conoscenza non solo dei militari, ma era a conoscenza anche dei politici, quindi del governo, di Mussolini, del re, che venivano informati, come avviene oggi del resto, no? I comandi militari sono tenuti a comunicare continuamente ai politici, al governo, la situazione militare. E quindi tutti conoscevano queste debolezze, però si era convinti, Mussolini in modo particolare, ma diciamo non solo lui, le gerarchie del fascismo, con l'avallo del re, del governo, eccetera, erano convinti che la Germania avrebbe vinto la guerra in breve tempo, e quindi, come diceva Mussolini, bastavano poche migliaia di morti per sedersi al tavolo delle trattative dalla parte del vincitore. Quindi questa era la convinzione. Infatti l'Italia entra in guerra
nel giugno, 10 giugno del 40, quando i tedeschi ormai avevano occupato oltre la Polonia, ma avevano ormai già sconfitto la Francia, e anche c'era già stata Olanda, Belgio, Francia, ma anche c'era già stata Dunkerque, no? Cioè c'erano gli inglesi e quello che rimaneva dell'esercito francese erano riusciti in parte a scappare, ad essere trasferiti, e quindi in pratica i due stati più forti, quindi la Francia e l'Inghilterra, erano stati, non dico battuti, la Francia sì, era stata anche già quasi occupata, ma praticamente dava l'impressione che la Germania avrebbe facilmente concluso la guerra con la vittoria. E quindi l'Italia entra in guerra il 10 di giugno. Ma subito ci sono dei segnali che indicano questa debolezza italiana. Infatti l'Italia entra in guerra il 10 giugno, i tedeschi stanno entrando a Parigi, quindi hanno già sconfitto l'esercito francese, e il giorno successivo, l'11 giugno, una flotta aerea inglese bombarda la Fiat di Torino e alcuni quartieri che si trovavano. Quindi riesce a rientrare senza alcuna reazione da parte italiana. E il giorno successivo invece la flotta francese bombarda il porto di Genova e quello di Savona senza essere intercettata. Ecco, questi due segnali danno l'idea dell'impreparazione militare italiana. Tra parentesi, all'Italia mancava anche diciamo, l'antiaerea, non era un settore sviluppato, mancavano soprattutto i rifugi antiaerei che non c'erano proprio, e quelli che verranno costruiti durante la guerra in maniera affrettata. Sarebbe interessante aprire una parentesi e vedere anche quello che succede qui proprio nel nostro piccolo Cormos, no? Inizialmente non c'erano le sirene, si doveva avvertire il prete che suonava le campane, no? E quindi era tutto quanto, doveva arrivare la comunicazione da Gorizia, c'era il servizio, quindi si doveva mandare in bicicletta la gente ad avvertire i preti che suonassero le campane, e poi anche quando verranno fatti i rifugi antiaerei, non immaginiamo a Cormos rifugi, cioè erano semplicemente delle trincee scavate, e quindi la gente si metteva in trincea sperando che non capitasse proprio lì la bomba, insomma, no? Quindi era effettivamente completamente impreparato e fatto importante, dichiarazione di guerra al 10. L'esercito italiano si muove all'attacco della Francia 10 giorni dopo, quindi il 20 di giugno. Quindi in genere quando uno dichiara guerra è pronto a partire, cioè impiegherà 10 giorni per per aggredire la Francia, che in quel momento aveva già chiesto l'armistizio ai tedeschi. I tedeschi erano già entrati a Parigi 14 o 15 di giugno, quindi diciamo la Francia era già in ginocchio praticamente. Eppure, nonostante questo, l'esercito italiano riuscirà a penetrare solo in alcune zone per alcuni chilometri, quindi non riuscirà a raggiungere quelli che potevano essere gli obiettivi. Gli obiettivi erano la Costa Azzurra, Nizza, e cioè quello sì, che una volta era il vecchio regno di Sardegna, no? Che comprendeva anche Nizza e la Savoia. Quindi ecco tutti quanti questi ritardi. Anche per anticipare, l'esercito italiano si muoverà nei giorni successivi, nelle settimane successive, anche dalle colonie, perché avranno l'ordine tutti quanti, cioè l'esercito di far avanzare, quindi sia dal Nord Africa, quindi dalla Libia, ci sarà una penetrazione di alcune decine di chilometri all'interno dell'Egitto da parte delle truppe italiane che erano stanziate lì, e ci sarà in Etiopia, ricordiamoci che c'era l'impero Eritrea, Etiopia e Somalia,
diciamo, in quelle settimane lì l'esercito italiano entrerà in alcuni punti in Sudan, in Kenya, e occuperà la Somalia inglese. E quindi diciamo che in quei settori lì, ma durerà, come vedremo, assai poco, perché specie le truppe, l'armata che si trovava nel Corno d'Africa si troverà praticamente fin da subito isolata, perché non potevano arrivare più rifornimenti in quella zona, perché non si passava attraverso il canale di Suez. Quindi in pratica quell'armata lì, diciamo, nel corso di meno di un anno verrà completamente, dovrà rendersi praticamente. Ci saranno combattimenti, però effettivamente dovrà rendere. Quindi immediatamente l'Italia perde l'impero, sostanzialmente, già fin dai primi giorni di guerra, insomma, no? Allora, un altro dato che deve far riflettere è che il 11-12 novembre del 40, quindi pochi mesi dopo, c'è il bombardamento del porto di Taranto da parte dell'aviazione inglese, partita appunto da una portaerei. E quindi ci saranno, diciamo, forti danni, perché lì c'era, diciamo, la sede, cioè c'era una flotta italiana, quindi ci saranno diverse navi danneggiate, alcune affondate, e questo appunto contribuirà a far capire che infatti la flotta verrà spostata poi dopo a Napoli, quindi diciamo in una zona molto più arretrata, ma farà capire che anche lì l'impreparazione era notevole, in quanto non si riuscì a prevedere un attacco del genere, quindi concentrare le navi in un porto era veramente un rischio militare, insomma, quindi ci sarà anche questo segnale che dirà che effettivamente l'Italia non era in realtà preparata per fare. Ecco, questa è una carta geografica della Francia, diciamo, questa è già del periodo successivo, ma diciamo che indica quello che è successo in Francia. I tedeschi occupano la parte settentrionale e occidentale, annettono, tra parentesi, un po' come avviene qua da noi, che ne parleremo dopo. Se notate, l'Alsazia e la Lorena, che sono segnati con il colore più rosso, eccoli qua, sono territori annessi al Reich che appartenevano alla Francia e che praticamente verranno amministrati come verranno amministrati il territorio della zona di operazione litorale adriatico, cioè praticamente erano territori di fatto annessi alla Germania, che in caso di vittoria sarebbero senz'altro stati aggregati alla Germania. Ecco, quindi la Germania aveva occupato militarmente diciamo tutta la zona settentrionale. Nella zona meridionale invece si era insediato il famoso governo di Vichy, quello del generale, no? Che collaborazionista. Ecco. L'Italia, è interessante vedere questa cosa qui. Se voi notate questi spazietti verdi più scuri, sono le zone che l'Italia riesce a conquistare nelle settimane in cui attacca la Francia, quindi riesce a penetrare solamente in piccolissime parti per alcuni chilometri e viene bloccata da quel che rimaneva in piedi dell'esercito francese. Quindi questo per far capire come militarmente l'Italia non fosse pronta per una guerra di quella che sarà poi dopo la seconda guerra mondiale. Scusi, ma poi tutta quella territorio in giallo? Eccolo, allora, la guerra dura poco, no? Adesso non mi ricordo bene la data precisa, ma dopo una decina di giorni c'è l'armistizio con la Germania, che prima viene fatto firmare dalla Germania, poi dopo, siccome Mussolini si arrabbierà che voleva firmarlo anche lui, verrà rifatta assieme, quindi ci sarà l'armistizio con la Germania e con l'Italia. E inizialmente questa zona
gialla, verrà praticamente verrà assegnata un po' all'Italia, ma verrà considerata come una zona cuscinetto fra Italia e Francia. Successivamente, invece, ci sono anche le date. Era sotto occupazione italiana, però smilitarizzata. Mentre successivamente, a partire dal novembre del 42, viene sancita l'occupazione militare italiana di questi territori, che erano quelli forse magari a cui l'Italia aspirava. A nord c'è appunto la Savoia, e a sud la parte di Nizza, la Costa Azzurra, quella parte lì che era in parte apparteneva, se vi ricordate, al vecchio regno di Sardegna, no? Più o meno era quella. Quindi per quasi un anno l'Italia occuperà militarmente tutta quanta questa zona tratteggiata, mentre l'altra parte era sotto il governo collaborazionista del generale Pétain, che era un governo collaborazionista. Quindi, ecco, per dire appunto le difficoltà dell'Italia di... No, perché anche la Corsica aveva... Sì, eccolo, anche la Corsica era... perché comunque anche quella era una vecchia aspirazione... la Corsica è stata venduta dai genovesi, ma stiamo parlando... Sì, era... io volevo tagliare sta roba qua. Una gestione regolare, diciamo. Eccolo qua, eccolo. Quindi, ecco, questa era un po' la Francia, ma io volevo farvi vedere, ecco qua, questo era l'impero, no? Quindi il Corno d'Africa, però c'era anche la Somalia francese e la Somalia britannica. E se voi notate, questi spazietti azzurrini, chiamiamoli così, sono i territori che l'Italia occupa nelle settimane successive alla dichiarazione di guerra, quindi un pezzetto di Sudan, qui a nord, e a sud una parte di Kenya, che erano comunque colonie inglesi, no? e soprattutto l'occupazione della Somalia britannica. Quindi diciamo, però è una occupazione che dura poco, perché qui ci sono già, voi vedete che sono schierati queste divisioni dell'esercito inglese, che poi c'erano neozelandesi, c'erano sudafricani, c'erano indiani, e infatti fin da subito, vedete, Mogadiscio, quindi la capitale della Somalia, il 25 del 2 del 41 viene occupata dagli inglesi, quindi a distanza di 6-8 mesi gli inglesi prendono il sopravvento e ritornano nella Somalia britannica, perché si erano ritirati a Aden, quindi erano, e dopo ad Addis Abeba arrivano il 6 aprile del 41, quindi a meno di un anno dalla dichiarazione di guerra, praticamente materialmente l'Italia perde l'impero, e l'ultima battaglia si svolge proprio qui a Gondar, in questo altipiano, il 27 dell'11, quindi siamo il 27 di novembre del 41, quindi un anno e mezzo dopo, le ultime truppe italiane si arrendono agli inglesi, quindi praticamente nell'arco di un anno viene perduto l'impero. Eccolo. Questa è una mappetta che vi ho fatto vedere tante volte. Che cosa succede a livello locale con l'inizio della guerra? Dopo la dichiarazione di guerra c'è un'altra guerra, quella che inizia e si conclude nell'aprile del 41, c'è la decisione appunto di invadere la Jugoslavia. Però prima, se vi ricordate, l'Italia
Mussolini in modo particolare aveva fatto un'altra scelta, quella che non si accontentava di essere un valletto di Hitler, ma voleva far pesare la forza militare italiana, e quindi era stato deciso di invadere la Grecia. Quindi nasce quella che viene chiamata storicamente la guerra parallela, cioè da un lato i tedeschi che occupano la Polonia, la Francia, eccetera, e dall'altro gli italiani che prendono una iniziativa senza avvertire i tedeschi di invadere la Grecia. Si pensava sarebbe stata una passeggiata, infatti c'era il famoso slogan, no? Romperemo, spezzeremo la Grecia. E anche qui va sottolineato, adesso possiamo farlo, insomma, no? la scarsa conoscenza del territorio, perché la guerra alla Grecia prende il via il 28 di ottobre del 1940. Il 28 ottobre, però, in Grecia, nei Balcani, ci sono le piogge, c'è la neve, e lì dall'Albania bisognava entrare in Grecia attraversando i monti, e quindi lì praticamente ci si troverà di fronte ad un ambiente completamente ostile, perché insomma le condizioni erano quelle che erano, le piogge, le nevi, le attrezzature inoltre erano anche quelle che erano. Tra parentesi, si verificherà un elevato numero di congelati, quindi anche le attrezzature, le divise non erano adatte a quel tipo di guerra, tanto che ci sarà un'avanzata per alcune decine di chilometri in territorio greco, ma subito dopo, un mese e mezzo dopo l'inizio della guerra, ci sarà la controffensiva greca che addirittura porterà i greci ad invadere una parte di Albania, e quindi ci sarà da parte dell'esercito italiano addirittura lo studio di un piano che prevedesse l'evacuazione dell'esercito italiano dall'Albania. Quindi il piccolo esercito greco era riuscito a fermare la grande potenza militare italiana. Le cose verranno risolte dai tedeschi, perché nell'aprile del 41, quindi pochi mesi dopo, decideranno di invadere la Jugoslavia. Quindi nell'aprile del 41 ci sarà l'invasione tedesca e anche italiana, perché anche gli italiani parteciperanno a questa invasione, e quindi ci sarà l'invasione della Jugoslavia, resisterà per pochi giorni, e quindi l'invasione porterà a occupare anche la Grecia. Quindi praticamente l'esercito italiano, che si era impantanato, diciamo, sulle montagne greco-albanesi, potrà quindi procedere assieme a quello tedesco ad occupare l'intera Grecia, e quindi in pratica all'Italia verrà assegnata non solo tutta la parte continentale della Grecia, ma anche una buona fetta di Jugoslavia, perché l'esercito italiano verrà schierato in Montenegro, in Bosnia, nella Macedonia, in Kosovo, in tutta la parte meridionale della Jugoslavia. Tutto questo porterà a modificare i confini. Ecco il senso di questa mappa, perché proprio il confine orientale verrà annessa la Slovenia meridionale, che con il nome di provincia di Lubiana diventerà una provincia italiana. Quindi nel 1941 al confine orientale ci sarà anche questa nuova provincia italiana che viene annessa all'Italia, modificando quindi i confini del paese, rendendo evidente che alla fine della guerra il problema dei confini sarebbe effettivamente esploso, no? E non solo questo, ma al confine orientale, ecco qui una vecchia mappa che avete già visto, se voi notate questi colori rosa più acceso, questa è la provincia di Lubiana, questa è la Dalmazia centrale, sono i territori che vengono annessi all'Italia, quindi nella Dalmazia centrale viene creata
la città di Zara, era solo la città, poca roba, e venne creata la provincia di Zara e di Spalato. E poi qua giù in fondo Cattaro, la provincia di Cattaro. Quindi queste, e naturalmente tutte quante le isole, o quasi tutte, diciamo, le isole dalmate. E di fatto, quindi nel 41 l'Italia può vantare di essere diventata la padrona del mare Adriatico, perché entrambe le sponde erano sotto controllo italiano. Quindi un controllo che andava da Trieste praticamente lungo tutta la costa dalmana e arrivava fino in Albania e anche in Montenegro, che era stata occupata militarmente dall'Italia. Naturalmente poi dopo l'occupazione si sposterà anche in Grecia, perché buona parte della Grecia verrà assegnata come territorio occupato dall'Italia, ma non ammesso, cioè le annessioni riguardano solamente le parti rosa acceso, eccolo come è stato definito. Ma l'Italia aveva dei protettorati anche, come per esempio aveva anche la Gran Bretagna o no? Sì, aveva dunque, in Albania era un protettorato italiano, cioè non era stata annessa, no? Invece il Montenegro era una zona di occupazione militare proprio. Se vi ricordate, sia il Montenegro che anche lo Stato indipendente di croato dovevano avere un re che doveva essere nominato dai Savoia, e infatti verrà nominato, adesso non mi ricordo come si chiama, ecco, il Moni di Savoia verrà nominato viene nominato re dello Stato di Croazia. Ebbe l'intelligenza politica di non recarsi mai in Croazia, perché probabilmente e anche il Montenegro doveva diventare un regno, e in attesa della nomina di un regnante la carica era mantenuta praticamente dal Vittorio Emanuele, insomma, no? Quindi, perché spettava a lui, secondo i trattati, gli accordi che avevano fatto con i tedeschi, nominare un regnante. Ma non avevamo la regina del Montenegro? No? Sì, ma era la moglie del re quella. Così, ma i parenti suoi non andavano bene. Io questa questione non aveva, non ho idea quali fossero i legami familiari della regina. Ecco, quello della moglie del re risale di Montenegro. Sì, era ancora. Sì, giustamente, diciamo, era regina. Italia? Sì, però si era sposata con Vittorio prima della prima guerra mondiale, e quindi dopo sì, ci sarà la Jugoslavia, e quindi con il re, eccetera, eccetera. Quindi non so. Il Montenegro era un piccolo reato, sì. Ma a un certo punto ha scelto di andare in Jugoslavia. Sì, dopo è nata la Jugoslavia, che ha unito tutti gli slavi del sud, chiamiamoli così, no? Quindi anche la Macedonia, anche tutti quei territori. Allora, poi sì. Protettorato e annessione. Annessione Annessione vuol dire essere un stato, non esistere più. Ecco, protettorato invece che io, sì, non ti annetto, però ti controllo, ti lascio qualche cosa. Di governo hai una certa autonomia. Sì, però non hai competenza per quanto riguarda per esempio la politica estera in genere, no? Poi dopo anche le scelte economiche devi farle, insomma, cioè non è un'annessione vera e propria, ma è un controllo, insomma. Il protettorato prevede una data in cui il paese, quel protettorato cessa. Ben se ci sono degli accordi internazionali, qui però non c'era nessun, sì, era la guerra e io poteva diventare autonomo ma anche passare l'Italia.
Sì, dopo, cioè, questo però viene fatto con i trattati di pace dopo, no? Cioè durante la guerra succedono mille cose. La Somalia, che viene, diciamo, questo protettorato italiano sul mandato delle Nazioni Unite che lascerà negli anni 60. Sì, avverrà anche per tanti altri stati sotto gli inglesi o i francesi, cioè c'era la necessità di trasferire, cioè di creare anche un gruppo dirigente che potesse governare il paese, e quindi intanto davano allo Stato coloniale così l'impegno a favorire il passaggio fra la dominazione coloniale e l'indipendenza vera e propria. Tu sei padrone, il protettorato, tu sei il padrone, fai quello che vuoi, solo che non è... Le Nazioni Unite erano date all'Italia. No, ma era un'amministrazione. La riorganizzazione dello Stato. Sì, ma era un'amministrazione. L'abbiamo lasciato negli anni 60. Sì, era un'amministrazione provvisoria. Sì, ma un'amministrazione non è un'annessione. No. Protettorato vuol dire che tu, che io, ho il mio governo lì, in quel paese, e ti proteggo in caso di aggressione, da cui penso il nome di protettorato, sei sotto la mia protezione. Però dopo questo protettorato avrà una scadenza, come diceva giustamente il signore della Somalia, per esempio c'era l'accordo che nel 60 sarebbe sì, probabilmente le scadenze venivano fatte sulla base delle necessità impellenti, come per esempio noi qui saremo sotto amministrazione anglo-americana per 2 anni, no? Quindi a un certo punto, quando si deciderà che questa amministrazione doveva concludersi, verrà conclusa, e quindi, mentre per Trieste durerà fino ancora un 6 anni o 7 anni, no? Fino al 54. Noi nel 47, dal 45 al 47 siamo sotto amministrazione alleata, mentre la restante parte della provincia è sotto amministrazione jugoslava. Nel 47 invece, con la creazione della provincia di Gorizia, la provincia di Gorizia viene annessa all'Italia, quindi finisce l'amministrazione anglo-americana e ritorna all'Italia. E Trieste invece, assieme anche all'Istria settentrionale, la zona di Pirano, Capodistria, no? Rimangono, doveva diventare il territorio libero, vedremo il prossimo anno, no? Territorio libero, diviso però ancora in 2 parti, zona alleata e zona jugoslava. Dopo un certo punto non ci sarà l'accordo per trovare un governo unitario fra le 2 parti, e si deciderà Trieste all'Italia e Pirano e Capodistria alla Jugoslavia. Quindi... Solo un secondo. Protettorato, tu sei il padrone di quella roba. L'Inghilterra ha preso tutto il Medio Oriente, lei e la Francia, e loro di sana pianta da padroni, hanno deciso, hanno trovato delle famiglie, come diceva lui, che erano all'altezza, come si chiama, e ha inventato dei stati di sana pianta, ha fatto quello che ha voluto. Iraq è uno stato inventato, Libano è uno stato inventato, Palestina non è stato inventato, sono tutti che ha fatto quello che ha voluto. Cioè, protettorato, tu hai potere assoluto sul tuo territorio. Poi se ne sono andati. È diverso. Allora, quindi i confini si spostano verso Oriente, però nascono dei problemi nuovi, perché nei territori occupati ovviamente nasce la resistenza jugoslava, che in provincia di Lubiana nasce la resistenza jugoslava, comunque slovena, ma l'effetto quale sarà? Che da questo territorio la resistenza slovena si entrerà anche nei confini nazionali, per cui con l'occupazione della Jugoslavia la guerra entra all'interno dei confini che erano italiani, quindi nella provincia di Gorizia, di Trieste, di Pola e di Fiume inizia la resistenza armata del popolo sloveno e croato, perché in Istria c'erano i croati. E quindi dopo diciamo, l'invasione della Jugoslavia, l'Italia si trova ad avere la guerra interna, e quindi dovrà essere costituito, se vi ricordate, quel corpo d'armata
che era appositamente addetto alla repressione diciamo, delle formazioni partigiane jugoslave che operavano in questi territori. E inoltre ci sarà, prima ancora del crollo del regime, ci saranno centinaia di italiani che si aggregheranno alle formazioni partigiane slovene e croate per combattere contro il nazifascismo. E quindi, ecco un dato particolare del nostro territorio, proprio qui da noi nasce la prima formazione partigiana d'Italia, che è il distaccamento Garibaldi, che è formato da una ventina di combattenti italiani che alcuni erano militari disertori dall'esercito italiano, altri soprattutto lavoratori dei cantieri di Monfalcone, che si aggregano alle formazioni slovene e dopo, in base ad un accordo, costituiscono un'unica questa piccola formazione che inizierà sarà una formazione italiana sotto un comando militare sloveno, che si costituisce nel marzo del 1943. È un dato importante perché il crollo del fascismo è il 25 luglio, quindi ancora prima del crollo del fascismo in queste terre ci sono degli italiani che combattono contro il fascismo. Questo è un fatto che può succedere solo da noi qui, perché in altre parti d'Italia è impossibile. Può succedere qui da noi perché qui da noi c'era già chi combatteva contro il fascismo, quindi c'erano formazioni slovene, quindi se uno voleva combattere contro il fascismo si aggregava a chi già stava combattendo. Quindi l'occupazione della Jugoslavia comporterà per l'Italia il trascinarsi la guerra in patria, all'interno del poco. Dopo, nell'arco di poco tempo, le forze, il nazifascismo subì due determinanti sconfitte, no? Le due battaglie principali, no? Quella di El Alamein in Africa e quella di Stalingrado in Unione Sovietica. E ecco, questa mappa indica dopo il primo attacco che viene fatto dagli italiani subito dopo la dichiarazione di guerra del 40, che permetterà alle truppe italiane di penetrare alcune decine di chilometri all'interno dell'Egitto, ci sarà nel dicembre del 40, quindi pochi mesi dopo, la controffensiva inglese che porterà gli inglesi ad occupare l'intera Cirenaica, quindi Tobruk, Bengasi, e lì si verificherà anche una decisa sconfitta dell'esercito italiano, perché ci saranno circa 120.000 i soldati italiani che verranno presi prigionieri dagli inglesi. Cioè, gli inglesi faranno l'offensiva, gli italiani non avranno la possibilità di ritirarsi in ordine, si perderà un'intera armata. Sono quei militari che dopo verranno inviati in prigionia un po' in tutto il mondo, perché in India, in Sudafrica, eccolo. E qui si vede, dopo questa prima offensiva inglese, arriva appunto l'Africa Corps di Rommel, che appunto da questa città Agheila inizierà una controffensiva che porterà le truppe italo-tedesche, o meglio tedesco-italiane, fino a El Alamein, che si trovava a 70-80 chilometri dalla foce del Nilo, quindi una zona particolarmente importante. E ad El Alamein ci sarà appunto la famosa battaglia che comporterà la ritirata delle truppe italo-tedesche, che si rifugieranno in Tunisia e prima nel maggio del 43 dovranno arrendersi, quindi un'altra armata italiana che dovrà arrendersi, e sarà questa la fase che precede, ecco qui, l'invasione della Sicilia, che avviene nel luglio del 43. Ecco, è interessante
perché l'invasione avviene nella parte sud-orientale della Sicilia, diciamo quella più lontana dalla Tunisia. Vedevo proprio prima che dalla Tunisia, quelle zone lì, ci sono 350 km, quindi fu un'operazione navale particolarmente impegnativa. Se si pensa che lo sbarco in Normandia avveniva, c'erano 100 e rotti chilometri, cioè qui siamo quasi 3 volte tanto. E è interessante questa mappa perché indica, a parte diciamo le truppe italiane che erano schierate lungo le coste, che erano soprattutto batterie costiere, no? Quindi invece le truppe di movimento, chiamiamole così, italiane, sono quelle indicate con i colori verdi, erano lì concentrate perché erano in attesa di sapere dove sarebbero sbarcati per intervenire. E come mi chiedevate l'altra volta, queste parti invece grigie o verdi più scure erano le formazioni tedesche, quindi in Sicilia c'erano sia formazioni italiane che formazioni tedesche, insomma, no? Quindi la presenza dei tedeschi c'era anche prima dell'invasione che avverrà l'8 di settembre. E quindi le sconfitte militari e l'invasione della Sicilia comporteranno lo sfaldamento del regime, lo sfaldamento anche dovuto a diverse cause, sia militari, quindi le sconfitte militari, ma anche al cedimento, chiamiamolo così, del fronte interno. Cioè la gente cominciava a soffrire per la mancanza di cibo, per le difficoltà, per i bombardamenti anche, perché anche i bombardamenti avranno il loro peso e ricordiamoci che a dare un po' la svolta a questa situazione ci saranno gli scioperi del marzo del 43, cioè nelle grandi fabbriche del nord, Milano, Torino, Genova, i lavoratori scendono in piazza non solo per chiedere aumenti salariali perché non ce la facevano a mantenere le famiglie, ma anche per chiedere la fine della guerra. Quindi in quel momento la classe dirigente comincia a capire che la guerra non era più popolare, non c'era più il consenso, che forse adesso non lo si può dire, ma chissà se c'era, cioè, senz'altro chi andava a manifestare in piazza per la guerra forse era convinto che ci voleva, però il popolo non so, ecco. Qualche volta il popolo è più saggio è più saggio. Ecco, e quindi lì abbiamo visto che crolla il regime, io ho detto magari usando forse un termine poco appropriato, per una congiura di palazzo sostanzialmente, no? Perché ricordiamoci che come oggi il Presidente della Repubblica nomina il primo ministro, anche allora il re nominava, ed era stato il re a nominare Mussolini nel 22. E quindi un po' il re che voleva certamente mantenere il proprio regno, ma anche e soprattutto la pressione degli industriali del nord, la Confindustria. La Confindustria era preoccupata perché i bombardamenti stavano distruggendo le fabbriche. Quindi, ecco. I vertici militari che in qualche modo si sentivano corresponsabili dei disastri che erano successi. E poi dopo anche una parte degli stessi gerarchi fascisti che capiscono che l'alleanza con la Germania avrebbe portato alla sconfitta militare. E quindi tutte quante queste cose assieme convincono il re a fare quello che avviene, meglio, diciamo, applicare quello che avviene nella riunione del 24-25 luglio del 1943 del Gran Consiglio del Fascismo. Il Gran Consiglio del Fascismo era cioè la riunione che, dei principali esponenti del regime, che era l'organo che doveva dare le indicazioni a Mussolini su come operare. E lì ci sarà il famoso ordine del giorno Grandi che chiederà, cioè che
verrà votato a maggioranza e che imporrà a Mussolini di andare dal re e rassegnare le dimissioni. Mussolini era convinto che il re gli avrebbe dato la fiducia, ma diciamo appunto l'intrigo di corte era già stato fatto, per cui quando lui si presenta davanti al re, il re gli comunica di aver già dato l'incarico di primo ministro a Badoglio, quindi al generale Badoglio, quindi viene arrestato. E un ultimo concetto, il 25 luglio, quindi crollo del regime, 8 settembre, fuga del re, evidenziano la pochezza della classe dirigente politica italiana che si mette al riparo, scappa, ma perché dopo il 25 luglio anche una parte in Italia non c'è una manifestazione a favore di Mussolini, cioè in Italia c'erano milioni di iscritti al fascio, ai sindacati fascisti, tutti avevano più o meno una tessera, insomma, no? Però non c'è da parte di nessuno, da parte soprattutto dei gerarchi fascisti, una reazione all'arresto del capo. Anzi, qualcuno scappa, si rifugia in Germania. La stessa cosa fa il re. L'8 di settembre il re, Badoglio, i ministri, i capi militari scappano, si mettono al sicuro, si mettono sotto la protezione degli americani, ma lasciano senza indicazioni il paese e soprattutto senza ordine dell'esercito, il che costerà 700.000 deportati in Germania e 50.000 morti. Quindi ecco il fallimento di una classe politica che dopo 20 anni di governo cioè non è capace di affrontare i problemi con capacità, con dignità, insomma, e scappano. Quindi è un'immagine piuttosto dura, ma così fu, insomma, no? Chi pagò le conseguenze saranno come sempre la pobrezza. Allora, io vi ringrazio della partecipazione, vi spero di essere stato utile in qualche modo, quindi io spero di vedervi il prossimo anno ancora, io proseguo, dopodiché